L'emergenza coronavirus non impedirà al mondo di tributare ancora una volta l'affetto e la devozione per il santo più amato. Domani si celebra Sant'Antonio di Padova e Rete Veneta sarà in diretta per tutto il giorno dalla città che accolse il frate francescano, dalla basilica che ne perpetua il ricordo e dai luoghi che recano il segno del suo passaggio su questa terra. Si parte oggi alle 20 con la diretta dalla celebrazione del transito del santo del santuario antoniano dell'Arcella. Poi spazio alla voce e alla musica di Antonella Ruggiero che dalle 21 darà vita a uno straordinario concerto dall'altare maggiore della Basilica Padovana. Domattina noi di Rete Veneta saremo in diretta fin dalle 6 quando verrà aperto il portone della Basilica del Santo per l'avvio delle cerimonie. Per tutto il giorno porteremo nelle vostre case le sante messe, gli eventi, le testimonianze di pellegrini e religiosi, le reazioni della città e tanti approfondimenti sulla vita del santo. Cuore della festa sarà la benedizione all'intera provincia, che si svolgerà grazie a un volo in elicottero delle reliquie di Sant'Antonio, sui luoghi simbolo dell'emergenza coronavirus. E noi di Rete Veneta saremo in volo sulla provincia e a terra assieme al popolo del santo per salutare il suo passaggio.